Innanzitutto rappresenta una manifestazione che conta in soli 2 giorni oltre 600 atleti, un orgoglio e un vanto per il nostro comune e rappresenta la memoria di questa associazione e anche la memoria sportiva di un comune che è tra i più sportivi della provincia di Treviso. L'associazione Judo Federobba conta oltre 100 atleti, 4 maestri, tantissimi volontari che si impegnano in questi 2 giorni per realizzare qualcosa che è unico a livello regionale. Davvero il judo da anni sta facendo memoria molto importante, ricordando sia Carlo Trinca, che ha sempre amato il judo e, come dicevo prima, era la sua seconda famiglia, ma anche per Mariano Stefani, che lo volevo davvero ricordare, il nostro ex comandante delle caserme dei Carabinieri, ma soprattutto una persona che voleva bene al paese, voleva bene al suo territorio. Questa gara fa parte di un circuito di gare dove verranno premiati i ragazzi che hanno accumulato un punteggio in tutte le gare. Quindi questa qua è l'ultima per il circuito Veneto Esordienti A. Questa gara inizia adesso con la fase Esordienti B, sono gli agonisti, fanno anche punteggio a livello federale, e poi seguiranno gli Esordienti A, che sono gli agonisti che iniziano per il primo anno a fare le gare. Poi seguiranno i cadetti, junior e senior, e vale anche per l'assegnazione della cintura nera, cioè fanno punteggio per l'assegnazione della cintura nera. Praticamente partecipano 65 società che vengono da tutto il Veneto e con una grande manifestazione da parte di cadetti, juniores e seniores. La nostra società è composta praticamente, abbiamo un centinaio di iscritti su 2 palestre, una che è quella principale a Federobba e una è a Covolo.